Nella mia provincia. Per il terzo anno consecutivo il governo lombardo è dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio e per di più sull'attività contabile della regione pende la valutazione negativa della Corte dei Conti. Nella recente audizione alla Commissione Bilancio dell'Ars, Rita Arrigoni, in un passaggio della sua relazione, ha affermato che il bilancio previsionale 2012 non appare costruito in modo metodologicamente corretto. Per la magistratura contabile la Regione sottostima alcune voci del bilancio per poi correggerle nella fase di gestione dell'esercizio, come dire che inizialmente si finge di spendere meno per dare dimostrazione di virtuosità e successivamente durante la gestione si fanno emergere le poste mancanti apportando aggiustamenti. Operazione che rinvia i problemi finanziari senza mai risolverli, provocando la scarsa attendibilità del documento di previsione. E così si ricorre all'esercizio provvisorio con l'aggravante che la Regione dovrà comprimere la spesa di oltre 1 miliardo. La stima dei tagli per il 2012 è di 771 milioni per effetto della manovra Berlusconi e di 380 milioni per la manovra Monti. A questi vanno aggiunti altri 487 milioni per l'accensione di un nuovo mutuo. Nel bilancio di previsione c'è un potenziale buco di 3 miliardi che deve essere rattoppato. Inoltre ricadono su Palazzo dei Normanni i debiti delle società partecipate e quelli dei comuni verso Iato Rifiuti che superano i 2 miliardi e la Regione si è impegnata a finanziare con un altro mutuo. E c'è poi l'esercito dei dipendenti. Gli occupati a tempo indeterminato sono 13.000, 7.000 quelli a tempo determinato, 16.000 i pensionati, anch'essi a carico del bilancio corrente. Un dipendente della regione ai siciliani costa 210 euro a persona. Da brividi il raffronto con la Lombardia che ha quasi il doppio degli abitanti della Sicilia. Il costo è notevolmente inferiore, appena 10 euro. Dall'assessorato all'economia ribattono che tutto va bene, tutto è sotto controllo. L'assessore Gaetano Armao attribuisce le criticità del bilancio alle giunte precedenti. Rivendica il percorso di risanamento avviato dal governo lombardo, la riorganizzazione della giungla delle partecipate, la riduzione della spesa. Invoca un federalismo equo e solidale, precisa che il credito d'imposta non è stato bocciato dal commissario dello Stato, bensì è stata respinta l'integrazione. Abbiamo deciso di integrare, a fronte del successo della domanda proveniente dalle imprese per altri 70 milioni, il plafond di 120 già disponibile e il commissario ha ritenuto di impugnarlo, probabilmente dimenticandosi che lo stesso finanziamento 120 milioni era utilizzato a valere sulla stessa posta di bilancio. Allora un po' di chiarezza credo che serva. Di fronte a iniziative che promuovono lo sviluppo probabilmente ci vorrebbe una disponibilità maggiore da parte del governo nazionale e peraltro non credo che il commissario dello Stato voglia emulare la proposta di Mieli che auspica un commissariamento del Mezzogiorno. Noi non solo il commissariamento del Mezzogiorno non lo riteniamo corretto, sarebbe una violazione dei principi democratici più basilari, ma soprattutto vorremmo che il governo nazionale si occupasse più del Mezzogiorno.